Ivano Vetere, direttore sportivo della Super Giovane Castelbuono. Ivano, in una trasmissione di una settimana fa hai detto che tu hai costruito questa squadra insieme al mister con il budget forse più piccolo della categoria. Oggi vedere questa squadra con un quarto posto confermato, 24 punti in classifica, che effetto ti fa? Bellissimo effetto, bello, un poco isperato, però ero fiducioso in quello che col mister avevamo costruito, ma non così bene. Poi strada facendo ci siamo resi conto che abbiamo messo su un gran bel gioiello, un gran bel gioiello che, nonostante i tentativi di numerose squadre, nel mese di dicembre il nostro mercato di rinforzo sta che siamo riusciti a confermare tutti e questo secondo noi è una grandissima vittoria. Mercoledì siamo vicinissimi ad andare in finale di Coppa, in 33 edizioni, solo il Bagheria Calcio come squadra palermitana. Noi saremmo la seconda squadra e questo ci riempie di orgoglio, di felicità e ci dà tanta fiducia. Col mister si è fatto un lavoro e con lo staff tecnico clamoroso. Data la situazione che per il momento sta vivendo il Mazzara Calcio, sarà scontato, diciamo, il passaggio del turno, ma proprio in queste partite secondo te si nascondono le insidie? Noi, come dicevo poco fa al mister, noi come sempre non daremo nulla per scontato. So i problemi che hanno gli amici del Mazzara, noi ci faremo trovare pronti mercoledì col piglio di andarci a prendere la finale di Coppa, perché secondo me ce la meritiamo, quindi non sottovalutiamo nessuno. Ivano, ci sarà ancora qualche regalo sotto l'albero? Io sono, per chi mi conosce, sono sempre uno molto vigile sul mercato. Se coglieremo l'occasione, da qua a venerdì ci faremo trovare pronti. Sicuramente, visto che anche mercoledì finalmente inauguriamo il Failla, vogliamo regalare anche, speriamo, la ciliegina sulla torta di questo capolavoro di squadra. Laurena Grandes, prima intervista per te da parte di Sportisili. Laureano, allora, oggi un'altra grande vittoria, quanto è importante per te oggi aver vinto? Oggi fu una partita troppo importante, siamo molto felici per vincere questa partita, l'abbiamo preparato tutta la settimana e dopo il risultato di oggi siamo tutti felici. Prossima partita contro il Mazzara Calcio, che poi sarà l'ultima partita del 2023. Un bilancio di questo 2023 per te? Piano piano lo hai fatto bene, è ritornato di una rottura di crociato. Sono felice per stare qua nella Super Giovani Castelbuono e 2023 molto buono. Si avvicina il Natale, vuoi fare gli auguri a tutti? Sí, feliz Navidad para todos los amigos de Portisili.